Ascole rapinavano omosessuali, sgominata dai carabinieri di Padova una banda di giovani, coinvolti anche molti minorenni, almeno 10 le brutali aggressioni accertate. Coppia di anziani di Montebelluna derubata della pensione appena riscossa, all'agguato nel parcheggio delle Poste da parte di 3 rom, 2 di questi minorenni, un arresto dei carabinieri, giovanissimi liberi. Veneto assediato da furti e rapine, lo sfogo di Zaia, situazione intollerabile, troppe volte chi commette questi reati non va in carcere, servono pene più severe. In Polesine, bimbo di 8 anni trovò la pistola nel comodino del vicino di casa e per gioco sparò alla madre uccidendola, condanna a 2 anni e mezzo per l'82enne che aveva lasciato l'arma a portata dei figli della donna. Del Movimento 5 Stelle è rimasto ben poco. Ieri sera a Ring, il grande ex dei pentastellati in Veneto, Jacopo Berti, dalla guerra tra Grillo e Conte al giudizio lapidario sul terzo mandato ai governatori. A Vicenza la storia dei giovani Agata e Francesco, la loro casa è stata colpita dall'alluvione di febbraio, la stanno sistemando e cercano un appartamento in affitto che possa ospitarli provvisoriamente. La cardiochirurgia dell'ospedale di Padova batte un nuovo primato. Per la prima volta al mondo l'equipe diretta dal professor Gino Gerosa ha trapiantato un cuore senza mai fermarlo. A ricevere l'organo un paziente di 60 anni che sta bene ed è in fase di dimissione. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca e con l'operazione dei carabinieri di Padova e Piove di Sacco che hanno sgominato una banda di giovani ritenuti responsabili di aggressioni e rapine ai danni di omosessuali, coinvolti anche dei minori responsabili di pestaggi violenti. Agivano con brutalità ed efferatezza, mettendo in campo delle spedizioni punitive di tipo omofobo. È uno spaccato di violenza estrema quello che emerge dal profilo della banda di giovanissimi rapinatori sgominata dai carabinieri di Padova e Piove di Sacco. 2 23enni marocchini di Fossò sono stati arrestati perché ritenuti responsabili, insieme ad altri 8 complici, di aggressioni, rapine ed estorsioni ai danni di coppie di omosessuali, minacciati e pestati mentre si appartavano in un'area isolata della zona industriale in via Polonia. Un terzo giovane è stato denunciato, coinvolti altri 7 ragazzi, 6 di loro sono minorenni residenti nell'Interland. Si tratta di una banda che compiva azioni veramente di una grande efferatezza, in maniera veramente brutale, tanto da richiamare alla mente delle vere e proprie spedizioni punitive. Le vittime venivano picchiate, oltraggiate, vessate anche per il loro orientamento sessuale. La rapina di soldi e cellulari era solo un elemento di contorno. Alla banda interessava la violenza. Il modus operandi purtroppo consolidato e pericoloso era quello di avvicinare la vittima di turno sulla pubblica via della zona industriale, quindi con una scusa, un approccio, con qualsiasi un espediente, per poi cercare di attirarla all'interno di una parte di una vegetazione circostante, approfittando appunto della vegetazione e dell'oscurità notturna uscivano poi gli altri complici che si accanivano nei confronti della vittima, talvolta utilizzando bastoni, mazze da baseball, coltelli. Una vittima è stata attinta anche da una scarica di taser. L'indagine è partita dopo la denuncia fatta lo scorso 11 giugno da parte di un anziano aggredito con calci e pugni, colpito con una mazza da baseball e derubato di soldi e cellulare. La banda aveva scritto insulti omofobi nella carrozzeria della sua auto. Un'escalation di violenza con 10 aggressioni commesse tra giugno e luglio. In un caso i ragazzi avevano fotografato la carta d'identità della vittima. Solo l'adescatore agiva a volto scoperto, gli altri rapinatori sempre coperti da maschere, un particolare che i carabinieri hanno reso noto per invitare anche altre vittime a farsi avanti. Noi in 2 mesi abbiamo documentato circa 10 rapine, però non escludiamo che ci possono essere altri atti criminosi, altre rapine che non sono state denunciate magari per vergogna, perché chiaramente si tratta di reati che comunque incidono su quella che è la sfera privata, la sfera sessuale, e di conseguenza abbiamo pubblicato anche le foto delle maschere, dei travisamenti che loro utilizzavano, affinché appunto chi avesse subito purtroppo questi atti di indicibile violenza, insomma, fosse anche invogliato a uscire allo scoperto e a denunciare. In casa dei componenti della banda sono state ritrovate pistole, coltelli, bastoni, ricci trasmittenti e anche gadget con simboli nazisti. 2 anziani derubati della pensione da 3 rom, una 63enne a cui 2 truffatori hanno svuotato il conto. I 2 episodi arrivano da Montebelluna e Asolo.
Derubati da 3 rom della pensione appena riscossa all'ufficio postale, vittima una coppia di ultra ottantenni di Montebelluna presi di mira da una 27enne e i suoi 2 complici 17enni che hanno tenuto d'occhio i 2 anziani riuscendo a distrarli e a mettere le mani sul denaro. Si tratta di un furto con destrezza sostanzialmente ad opera di questi 3 rom, 2 donne e un ragazzo, una delle donne maggiorenne che il 1° ottobre scorso hanno atteso questi 2 anziani all'interno dell'ufficio postale, dopodiché li hanno seguiti nel parcheggio e distraendoli con una banale scusa si sono appropriate del borsello dell'uomo che conteneva 1.400 euro. I 3 però sono stati identificati, gli anziani avevano capito di chi potesse trattarsi e le telecamere di videosorveglianza hanno fatto il resto. I carabinieri hanno arrestato la 27enne su ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP. La donna si trova ora ai domiciliari, mentre dei 2 ragazzi si occuperà il Tribunale dei minori. In una vera e propria truffa è invece in corsa una pensionata di 63 anni di Asolo, contattata da 2 marchigiani, un uomo di 25 anni e una donna di 37, che le hanno di fatto svuotato il conto, sottraendole ben 17.000 euro attraverso lo spoofing telefonico. Era stato fatto credere attraverso un numero di telefono che corrispondeva a quello della stazione competente per territorio che il suo conto corrente era sotto attacco hacker e che quindi doveva svuotarlo a favore di un altro conto corrente che veniva indicato da questo fantomatico maresciallo dei carabinieri e da questo addetto all'antiriciclaggio. La donna ha eseguito il bonifico consegnando in questo modo tutto il denaro che aveva in conto ai malviventi. I militari di Pieve del Grappa sono riusciti a identificarli e a denunciarli per truffa aggravata. Il 25enne era peraltro già in carcere per reati precedenti. Questa situazione è intollerabile. Le parole del presidente Luca Zaia in queste ore sui continui episodi di criminalità nei territori del Veneto. Furti in abitazione, rapine e simili stanno diventando fenomeni troppo diffusi, continua, e questo dimostra che dal punto di vista delle pene siamo troppo permissivi. Le persone non vanno in galera per i furti e la distruzione delle abitazioni private con le annesse violenze fisiche e morali perpetrate. Se con un esempio volutamente estremo questi reati fossero puniti con una pena particolarmente severa come l'ergastolo, probabilmente ci si penserebbe 10 volte prima di fare il ladro. Serve un segnale forte. Allora sentiamo le parole del presidente Zaia. I tecnici ci dicono che una persona beccata in flagranza di reato minimo ha commesso 10 reati prima di essere catturato, intercettato dalla giustizia. Se pensiamo che in Italia si va in galera dopo 4 anni di condanne, quindi ci vogliono più arresti, vuol dire una trentina di furti prima di cominciare a vedere la porta di un tribunale o del carcere. Direi che è bene inasprire le pene e se non bastano i carceri, costruirne ancora, utilizzare i beni demaniali che sono dismessi, lasciati lì in balia del maltempo, delle avversità atmosferiche, magari isolati in qualche isola, da qualche parte, in qualche cucuzzolo di qualche montagna, ristrutturarli e farci carcere. In Polesine, bimbo di 8 anni trovò la pistola nel comodino del vicino di casa e per gioco sparò alla madre, uccidendola. Condanna a 2 anni e mezzo per l'82enne Giacomo Stella che aveva lasciato l'arma a portata dei figli piccoli della donna. Mi ha chiamato i bambini, io ero lì in garage, poi mi hanno chiamato loro. Non c'era niente vicino al corpo, vicino al corpo c'era niente al momento. Io penso che ha battuto la testa perché adesso non sapevo altro dopo, dai. E non c'era sangue? No, dopo l'ho girata, quando l'ho girata aveva sangue. Ha sangue dietro la testa quindi? Sì, qua. Le parole di Giacomo Stella poche ore dopo la tragedia della morte di Erchia Annui, la 31enne uccisa da un colpo di pistola nella casa dove viveva con i figli piccoli ad Ariano nel Polesine. Era il 29 marzo 2023 e in quel momento la vicenda aveva ancora i contorni del giallo, ma non passò molto tempo prima che l'atroce verità venisse a galla. La donna era stata vittima di un terribile gioco. Il figlio più piccolo di 8 anni le aveva sparato usando una pistola Beretta calibro 6,35 che aveva preso con il fratello di 11 anni nell'abitazione vicina del padrone di casa, proprio lui, Giacomo Stella. Soltanto l'attacco, poche ore dopo, aveva dimostrato come quella che poteva sembrare una ferita da caduta era invece la conseguenza di un foro da proiettile. Di qui l'indagine dei carabinieri e la svolta fino alla confessione del bimbo e il ritrovamento della pistola sepolta poco distante. Per il giudice l'82enne Stella fu colpevole di non aver controllato che l'arma non fosse a portata di bambini. Per questo lo ha condannato con rito abbreviato a 2 anni e mezzo di reclusione
cauzione più una provvisionale di 100.000 euro per concorso colposo in omicidio colposo e omessa custodia della pistola che era in un comodino nella sua camera da letto. I bambini avevano libero accesso anche al piano superiore ed erano in grande confidenza con l'anziano, un'arma che non avrebbe dovuto essere lì e che il bimbo inconsapevolmente aveva trasformato in uno strumento di morte. Il difensore di Giacomo Stella ha già annunciato ricorso in appello. È stato un fatto eccezionale, ha detto il legale, non si è contestualizzata la vicenda. La pistola era nel comodino perché Stella è anziano, viveva da solo in mezzo alla campagna e gli serviva per difesa personale, dunque doveva averla subito disponibile. Si è conclusa a Roma l'Assemblea nazionale delle province con l'intervento del ministro dell'Interno Piantedosi, che ha annunciato nel 2025 una possibile revisione degli enti locali, tra cui proprio le province. Io credo che gli enti territoriali, tutte le province insieme ai comuni e alle città metropolitane, debbano avere una dignità costituzionale come parte di un sistema unitario che va tutelato e salvaguardato, e vi assicuro che in questa direzione l'impegno sia del governo che del Parlamento non è mai venuto meno. Come è noto, sicuramente ci sono all'esame parlamentare diversi disegni di legge volti a riconfigurare le province come enti autonomi direttamente rappresentativi delle collettività locali mediante il ripristino dell'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente del Consiglio provinciale. Il ministro dell'Interno Piantedosi nel suo intervento alla 35esima Assemblea dell'UPI ha annunciato che nel primo semestre del 2025 sia possibile rimettere mano ad una revisione degli enti locali, soprattutto per quanto riguarda le province. Il ruolo e il futuro di questi enti locali a 10 anni dalla riforma Delrio sono stati i temi centrali della 2 giorni di assemblea dell'UPI nazionale, a cui ha preso parte anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La seconda giornata romana è stata l'occasione per il discorso ufficiale da neopresidente dell'UPI nazionale di Pasquale Gandolfi, presidente della provincia di Bergamo. Ho accettato questo incarico per riportare al centro del dibattito politico il tema della riforma delle province. Mi farò immediatamente promotore, ha detto, di costruire un'agenda di priorità, prima tra tutti l'urgenza di aprire una nuova fase di confronto con governo e Parlamento sui temi che noi consideriamo essenziali, vale a dire la valorizzazione della provincia come ente costitutivo della Repubblica. A Gandolfi gli auguri di buon lavoro da parte del vicepresidente nazionale UPI Stefano Marcon, che ha coordinato la 2 giorni. Al quale graverà l'obbligo, l'onere di portare avanti quel percorso di riforma già avviato e esplicitato nel manifesto programmatico che approveremo oggi in Assemblea, e con la convinzione che il traguardo sia raggiungibile. Oggi noi ci mettiamo a disposizione delle comunità con rinnovato spirito e rinnovata carica istituzionale. Della guerra all'interno del Movimento 5 Stelle, ma non solo, ha parlato ieri sera il grande ex pentastellato del Veneto Jacopo Berti, ospite a Ring di Ferdinando Avarino. Che pensa del famoso terzo mandato dei presidenti di cui tanto si parla adesso? Penso che sia tossicodipendenza. Penso che sia tossicodipendenza da potere, è come un tossico che non riesce più a fare a meno della sua dose di notorietà, di potere, di essere fermato per strada, di decisione, e non riesce a proiettarsi in una vita al di fuori di quello, è terrorizzato di tornare a essere un comune cittadino. Lapidario sul terzo mandato ai governatori, primo fra tutti Zaia. Per un attimo sembra tornare lo Jacopo Berti di 10 anni fa, quando era lui il volto del Movimento 5 Stelle in Veneto, sfidante proprio di Zaia alle regionali 2015, ficcante e all'attacco come erano i grillini della prima ora. Perché il cuore è rimasto legato a quell'esperienza, anche se oggi il suo presente è quello di imprenditore che guarda da fuori lo scontro degenerato in rissa tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. E da quale parte stia è chiaro, tanto da citare il cofondatore Gianroberto Casaleggio. E diceva: i partiti politici proveranno a copiarci prima di scomparire. Ed è plasticamente si è avverata al contrario questa profezia. Quando tu nasci con degli ideali molto chiari, molto forti, completamente contrapposti rispetto a tutto quello che era esistito sul campo politico fino a quel giorno. Nel momento in cui rinunci a questo e di fatto diventi uno dei tanti, con le stesse regole, con gli stessi problemi, con gli stessi bisticci, con le stesse correnti, ma perché? È la domanda. Rimane ben poco, secondo me. Il grande ex salutò il movimento già nel 2020, a fine legislatura regionale, in tempi non sospetti, quando tra Grillo e Conte erano ancora rose e fiori, perché le crepe le aveva già intraviste quando da no compromessi si era passati ai compromessi.
io sono stato in quel 2% che ha votato no all'alleanza con la Lega nel 2018. Quindi le dico, se fosse per me, avevamo sempre detto che saremmo andati da soli e avrei continuato ad andare da soli. Conte, con la sua battaglia sull'abolizione dei 2 mandati, ha fatto il resto. Anche un santo dopo 10 anni in una stanza puzza, e dopo un po' tantissime persone che ho conosciuto iniziano a pensare che quelle cose sono sue, che sono i suoi contatti, che sono le sue capacità, che sono anche i suoi soldi. No, sono i soldi dei cittadini. Ma il primo campanello d'allarme è uno dei motivi per i quali, lo dice lo stesso Berti, si convinse a mollare, risale al 2017, l'anno del referendum sull'autonomia, che Berti, grillino del nord-est, appoggiò senza se e senza ma, perché la democrazia diretta era il sale del movimento. Ma quando portò le sue ragioni a Roma, in un vertice con gli esponenti delle varie regioni, trovò il muro. Presi un pennarello, giuro, non è una storia, è andata veramente così. Presi un pennarello alla lavagna e scrissi: votanti, cittadini veneti 4 milioni e 6. Votanti in Veneto circa 2 milioni e mezzo. Adesso mi correggeranno. Sì. Votanti per il referendum tipo 2 milioni e 2, sì, tipo 2 milioni e 100. Ora, storicamente, il Ministero degli Interni ci dice che la quota di elezione del centrodestra gira intorno al 1 milione di voti in Veneto. Vuol dire che c'è 1.200.000 cittadini veneti che non votano né Lega né centrodestra e che quindi votano PD, 5 Stelle, che ne so, la qualunque, e che hanno espressamente chiesto nelle urne di avere l'autonomia. Fine. E quindi, e che cosa le hanno detto? Niente, silenzio, sì, vabbè, ma poi ti spiego, è diverso, no, ma perché? E io dico, io vado dritto, ciao. Come andò a finire lo sappiamo, e su come sia diventato il movimento oggi, per Berti è chiaro. Il rischio è che diventi un movimento solo del Sud, se poi il movimento sarà ancora quel nome. Ma lei è veramente gentile a dire che c'è un rischio. No, rischio, adesso non voglio perché essere... ormai è una cosa conclamata. E adesso la storia di una giovane coppia di Vicenza colpita dall'alluvione di febbraio. Un anno lungo quello trascorso dalla giovane coppia Francesco, che gestisce una copisteria, e Agata, che lavora per un canile, 32 e 27 anni, con un bimbo e i loro 2 cani. Casa in Riviera Berica, allagata durante gli eventi alluvionali di fine febbraio a seguito dell'esondazione di una roggia. E di lì l'epopea, alla ricerca di un tetto, una casa in affitto provvisoria per permettere ai lavori di ristrutturazione di andare avanti e poi rientrare nel loro appartamento. E anche se avevamo messo una sorta di paratia provvisoria, quindi i sacchi, è entrata in casa a 60-70 centimetri. Noi siamo tutto al piano terra, quindi grazie ai vicini e alcune persone che hanno prestato soccorso immediato siamo riusciti a salvare parti dei beni materiali, però tantissime altre cose sono state perse. La cucina, gli armadi, vari mobili e soprattutto la struttura della casa è stata fortemente danneggiata. Noi abbiamo dovuto aspettare l'estate perché comunque i muri si dovevano asciugare, nonostante abbiamo tolto subito le malte e i cartongessi. I muri non sono ancora asciutti, ma noi dobbiamo rientrare in casa, non abbiamo appunto la possibilità di stare fuori casa, anche perché appunto non troviamo dove stare. Purtroppo però i lavori per concederci comunque di rientrare dureranno ancora dai 3 mesi, speriamo, se non qualcosina in più, ecco, quindi abbiamo bisogno di questi 3 mesi di aiuto. Grati per essere stati ospitati temporaneamente da una famiglia che ringraziano di cuore per la generosità. Cercano già da qualche tempo un alloggio in affitto nei dintorni per i prossimi 3 o 6 mesi, il tempo che il loro appartamento torni nuovamente agibile, ma le ricerche al momento non hanno avuto esito, di qui l'appello pubblicato sui social. Abbiamo provato a sfruttare i social proprio per il fatto che tramite le agenzie non troviamo niente, affitti brevi lo stesso, se no ovviamente a cifre abbastanza importanti, ma come appunto dicevamo prima stiamo ancora pagando il mutuo, le bollette continuano ad arrivare come se vivessimo e quindi sì, ci servirebbe insomma un appartamento qualsiasi, non chiediamo grande, piccolo, medio, cosa. Siamo arrivati a dire anche se qualcuno ha una taverna, basta sia riscaldata con una cucina. Giusto per passare il Natale anche. Sì, il Natale, fare anche un alberello per il bambino. E adesso il nuovo primato della cardiochirurgia dell'ospedale di Padova.
39 anni fa il primo trapianto di cuore in Italia, un anno fa il primo trapianto di cuore fermo da 20 minuti, 2 settimane fa il primo trapianto al mondo di un cuore che non ha mai smesso di battere. Taglia un traguardo eccezionale l'equipe della cardiochirurgia di Padova diretta da Gino Gerosa, 10 professionisti in sala, 2 di loro sono arrivati con il cuore, un viaggio di 3 ore, poi il trapianto su un paziente veneto di circa 60 anni. È una rivoluzione questo trapianto perché a differenza del trapianto come venivano condotti precedentemente, il cuore non viene mai fermato, sia nella fase di espianto, di prelievo, sia durante il trasporto, sia durante il successivo trapianto, il reimpianto all'interno del ricevente. Quindi è un cuore che non smette mai di battere, che non viene mai fermato. Una tecnica rivoluzionaria che riduce i rischi per l'organo e per il paziente. Questo naturalmente riduce tutti i rischi connessi al fatto di fermare il cuore, tecnicamente si dice danno da ischemia e riperfusione, migliorando quindi l'outcome dei nostri pazienti. Il paziente sta bene, è in fase di dimissione, un trapianto primo al mondo che mette a punto una nuova tecnica basata su 3 pilastri. La creatività, l'esperienza, perché è necessaria l'esperienza per poter disegnare nuovi percorsi, la creatività perché naturalmente la fantasia è fondamentale per il ricercatore per riuscire a identificare nuovi percorsi e poi il coraggio chirurgico. Tutto quanto però questi 3 pilastri, su questi 3 pilastri appoggia l'architrave dell'etica che è il momento fondante con il quale lavorare. Tanti grazie che Gino Gerosa rivolge alla sua equipe, all'ospedale, ma il primo grazie per il donatore e la sua famiglia che hanno scelto di fare diventare vita il momento della morte. Sono 850 i pazienti che in Italia attendono un trapianto di cuore, solo la metà potranno riceverlo. Per questo a Padova si continua a lavorare su vari progetti. Per cui si sta pensando ad altre strade che sono strade che si stanno già sviluppando nel mondo, quella dello xenotrapianto, la seconda quella del cuore artificiale. Padova è all'interno di questi percorsi, sempre con questa sua creatività, con questa sua capacità di essere un passo avanti agli altri. Con questa notizia termina la nostra edizione del telegiornale, adesso la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata.